Buongiorno, benvenuti col nostro appuntamento dei TV Notizie di oggi, lunedì 4 novembre, copertina del telegiornale, dedicata alla festa del 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate. Una cerimonia semplice si è svolta presso la Villa Bonfiglio di Agrigento, alla presenza del sindaco Miccichè, del comandante dei Carabinieri Putortì, del viceprefetto vicario Signorelli e del presidente del Consiglio Comunale di Agrigento Civiltà, ma la manifestazione ufficiale, quella provinciale, ha avuto luogo presso il Monumento ai Caduti, ubicato in piazza Umberto I a Comitini, il servizio. Si è svolta stamani la celebrazione della festa del 4 novembre, della Unità Nazionale, la giornata delle Forze Armate. Alle ore 11 presso il Monumento ai Caduti, ubicato nella piazza Umberto I di Comitini. Quindi lo svolgimento della tradizionale cerimonia militare alla presenza delle autorità civili, religiose e militari della provincia, delle rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Momenti solenni della commemorazione sono stati impreziositi dagli interventi musicali della fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani e da letture di testimonianze storiche curate dai studenti dell'Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia di Racalmuto, Grotte, Comitini, tratte dall'Archivio di Stato di Agrigento. Al termine della cerimonia, dopo il discorso del prefetto, è stato inaugurato il Museo del Tricolore, allestito alla locale amministrazione comunale, ospitato in un'ala al primo piano del prospiciente Palazzo Veronale Bella Cera, dove si trovano custoditi alcuni documenti relativi ai fatti avvenuti lo scorso 3 luglio 1859 e alla storia della bandiera. Grazie naturalmente anche al Comune, attraverso la persona del suo sindaco, che entusiasticamente ha adibito l'iniziativa, grazie al personale dell'amministrazione provinciale, fatelo dire, della prefettura, che hanno profuso ogni sforzo per la riuscita di questa celebrazione. Grazie in primo luogo ai militari, oggi è la loro giornata, i militari e le forze di polizia di tutti i corpi, di tutte le uniformi, di tutti i colori, grazie alle associazioni d'arma. Grazie a tutta questa collettività che si riunisce, perché oggi si celebra un rito civile, e come il rito religioso riunisce la Chiesa attorno al suo credo, il rito civile unisce la collettività attorno ai valori condivisi. E quali sono questi valori? Perché oggi festeggiamo insieme l'Unità Nazionale e le Forze Armate? Pensate, è l'unica festa nazionale che esiste da prima della fondazione della Repubblica, che è il nostro Stato attuale, ed esiste da quel lontano 4 novembre del 1818, in cui gli italiani arrivarono a Trieste e a Trento, correndo davanti a un ente sconfitto che era ormai in disfacimento, per arrivare a piantare la bandiera nei 2 centri, appunto Trieste e Trento, tanto ambiti durante il Risorgimento, le 2 città irredente, prima che arrivassero a X di quell'armistizio che era stato firmato il giorno prima qui da Giusti in Veneto. Era appunto il 4 novembre del 1918 e si compiva l'Unità Nazionale. Ma vorrei ricordare altre date, altri 4 novembre. Quello del 1921, da cominciare, quando una madre friulana scelta più o meno casualmente, Maria Bergamaschi, Attenzione. E la festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia è stata svolta anche a Palermo in Piazza Verdi con tanti stand dedicati proprio ai corpi dell'arma dello Stato. Il servizio di Palermo.
Oggi a Piazza Verdi a Palermo si è celebrata la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. Di fronte al Teatro Massimo, uomini e mezzi dei corpi armati dello Stato. Tanti gli stand per spiegare ai visitatori le peculiarità delle diverse specialità. Celebrare le Forze Armate in un momento come questo vuol dire riflettere innanzitutto su cosa vuol dire la pace, prima di tutto, che è un valore che abbiamo dato per troppo tempo come scontato e che i fatti di questi ultimi anni dimostrano come scontato non è. Vuol dire ricordarci che le donne e gli uomini che indossano una divisa sono al servizio del Paese, sono pronti a difendere questo Paese e a sacrificarsi per esso e per la gente che ci vive. E ci ricorda anche che la libertà non è scontata, bisogna essere anche pronti a difenderla. E credo che le Forze Armate sono qui per questo, sono le Forze Armate di un paese democratico, repubblicano, un paese che conosce, perché l'ha provato sulla propria pelle, il significato della guerra, delle divisioni, e loro sono qui per noi tutti. Forze Armate che nel corso degli anni, nelle operazioni sia interne ma soprattutto anche quelle internazionali di pace, hanno offerto un sacrificio di vite umane per la sicurezza internazionale, per la sicurezza della nostra nazione. È una giornata importante per l'unità nazionale, quindi festeggiare tutti insieme, noi Forze Armate e i cittadini, in questa splendida cornice è davvero un onore per noi che serviamo il Paese e poi riusciamo così a unirci alla popolazione. Significativo il momento in cui i bambini della scuola Bonfio Colozza di Palermo hanno ricevuto un tricolore dall'Arma dei Carabinieri. Ma cosa ne sanno i ragazzi oggi di tricolore? Diciamo che è un giorno in cui dobbiamo fare sicuramente ritornare e rivedere, rivivere dei sentimenti, perché le emozioni che ci dovrebbero ogni giorno far sentire questo amore per la patria, ma non solo per il tricolore, per chi per quel tricolore ha sacrificato la propria vita. Presentati anche ad Agrigento presso il comando provinciale dell'Arma il calendario e l'agenda storica 2025. Trattano il tema I Carabinieri e i giovani, realizzato con il contributo di celebri personaggi dello scenario artistico-letterario. I testi che accompagnano le 12 tavoli dei mesi descrivono un dialogo epistolare fra un maresciallo comandante di stazione, vedovo, e suo figlio studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il colore condiviso con il padre per la scomparsa della madre. Ha seguito per noi l'evento Eugenio Cairone. Colonnello, la presentazione del calendario dell'Arma è una tradizione che si rinnova. Sì, anche quest'anno si rinnova la presentazione del calendario dell'Arma. Si è appena conclusa a Roma la presentazione a cura del Comando Generale con gli autori di quest'opera, un'opera che ormai è entrata nella storia dell'Arma e segna il collegamento tra i carabinieri e la comunità. Nelle case degli italiani, negli esercizi commerciali, nei ristoranti è sempre presente una copia del calendario, è sempre attesa, anche perché è una vera e propria opera d'arte. E quest'anno vi assicuro che il significato, i contenuti sono di assoluto livello. La veste grafica è curata dall'artista Marco Lodola, che è un'espressione del neofuturismo, e i testi sono curati da Maurizio De Giovanni, che è uno degli autori dei romanzieri più famosi in questo momento in Italia. Il tema è quello del rapporto con i giovani, quindi un tema che è collegato alle emozioni, è collegato alle relazioni, è collegato alla famiglia e la lente attraverso cui vengono raccontate queste storie è quella di un papà maresciallo dei carabinieri che parla a suo figlio e racconta le attività che svolge, i problemi con cui viene a contatto, raccontandole appunto a un giovane, a un ragazzo, a suo figlio, e raccontandole non per imporre dei messaggi o imporre delle raccomandazioni, ma per suggerire dei messaggi e per suggerire dei contenuti. Quindi assolutamente degli scritti che toccano la parte emozionale, che sono rivolti appunto al rapporto tra giovani, tra padre e figlio, e quindi sono densi di sensibilità e di umanità. Temi importanti come il cyberbullismo o la violenza di genere.
Sì, nelle varie tematiche affrontate con i diversi mesi vengono presentate appunto quelle che sono le attività che svolge l'Arma dei Carabinieri, e quindi ad esempio si tocca il tema del cyberbullismo, così come quello dell'incidentistica stradale, tutti temi che riguardano i giovani ma riguardano tutti noi, anche il rapporto con l'altro. La riorganizzazione della rete ospedaliera in provincia di Agrigento è stato questo il tema dell'incontro avvenuto presso la Commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana tra il direttore dell'ASP di Agrigento Capodieci, la Deputazione agrigentina. Le interviste all'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, Pio Capodieci, e l'onorevole Cambiano. Onorevole La Rocca Ruvolo, la riorganizzazione della rete ospedaliera è un work in progress da cui ci si attende parecchio. Sì, oggi devo dire che ringrazio per questo il direttore Capodieci per aver voluto condividere con i deputati della provincia quella che è l'idea dell'ASP, della nuova rete per quanto riguarda l'ASP di Agrigento. E ovviamente dopo il Covid tutti aspettiamo in qualche maniera una rimodulazione più efficiente, più efficace al servizio dei cittadini. Mi convince molto quello che il direttore porterà in assessorato, e cioè a dire, intanto partendo dall'hub stroke per Sciacca, prevedendo proprio un servizio che possa essere a supporto per la parte della provincia di Trapani a ovest, per la parte del Palermo sud e poi per la parte di Agrigento est, cioè tutta questa zona che insiste sull'ospedale di Sciacca quando parliamo di bisogno di sanità. L'altra cosa per me importante, l'ho detto al direttore e mi pare che così rimanga, avere le unità operative complesse invariate, a cominciare dalla oculistica per passare a tutte le altre. E la cosa che mi permetto di suggerire che va a supporto della oncologia è anche un servizio hospice. Il nostro territorio è sguarnito di questo supporto fondamentale, mi auguro che nella rete questo possa essere calato. Oggi però va puntualizzata una cosa per evitare diciamo speculazioni, e sulla salute l'ho detto più volte, le speculazioni non ci devono essere. Oggi non è altro che una distribuzione di posti letto e una macro, diciamo così, attenzione a quelle che poi saranno tutte le decisioni che verranno prese nelle sedi istituzionali, a cominciare ovviamente dalla Giunta per passare poi alla Commissione Sanità, dove poi tutto questo verrà diciamo così autorizzato. L'altra cosa che mi sembra importante, pensando anche al disagio della montagna, è il discorso di vedere la casa di cura che insiste sul territorio di Santo Stefano Quisquina come luogo anche qui per lo stroke, avendo loro un eliporto. Una cosa altrettanto utile e che noi più tempo abbiamo portato avanti e che oggi si concretizza, e mi auguro che poi passi in Commissione Salute, è vedere riconosciuto l'ospedale di Ribera come ospedale zona disagiata. Questo, diciamo così, sgancerebbe in qualche maniera quell'area e metterebbe nelle condizioni l'ospedale di Ribera di funzionare ancora meglio rispetto a quanto stia facendo oggi. Quindi è l'idea di mettere e di unire gli ospedali di Licata e Canicattì e farne un DEA di primo livello altrettanto importante. Quindi, rivedendo tutta la rete ospedaliera della nostra provincia, questi tre presidi di DEA di primo livello mi sembra una buona idea, come pure la distribuzione dei posti letto. Ovviamente, lo ripeto ancora una volta, siamo all'inizio, bisogna poi seguire tutto l'iter fino all'approvazione della rete che avverrà in Commissione Salute. Direttore Capodieci, qual è il valore di questo tavolo tecnico che si è svolto oggi a Palermo sulla nuova definizione della rete ospedaliera regionale? La rete ospedaliera della provincia di Agrigento è stata oggetto di condivisione in un incontro fatto il 23 di ottobre all'assessorato alla salute, alla presenza del direttore della pianificazione strategica e alla presenza dei componenti del tavolo tecnico. La formalizzeremo questa proposta nei dettagli domani mattina, entro la data di scadenza che è il 31 di ottobre, e abbiamo pensato, per un gesto di cortesia istituzionale e nello stesso tempo di trasparenza, di condividere questa nostra proposta
con la deputazione della provincia di Agrigento. Questo per fare in modo che se ci fossero state delle proposte alternative o delle resistenze alla nostra proposta le avremmo potute discutere. Oggi si è svolta in un clima di assoluta serenità, abbiamo fatto la nostra proposta e ora i deputati che fanno parte di chi poi voterà in sesta commissione o la proposta complessiva che poi l'assessorato porterà, noi siamo un organo tecnico, ma poi alla fine la decisione sarà politica. Onorevole Cambiano, la giornata di oggi è dedicata alla condivisione di spunti, di intenti sulla nuova rete ospedaliera regionale. La condivisione e il confronto sono alla base anche della crescita territoriale e dell'incremento dei servizi offerti, perché poi è quello che si misura la qualità dell'impegno politico. Una giornata importante, prenderemo visione della rete ospedaliera e ovviamente non mancheranno i momenti di confronto, se necessario tutelare territorialmente quei presidi ospedalieri che nel corso degli anni sono stati penalizzati, e credo che ci sia tutta la volontà politica da parte degli enti preposti, oltre che dalla direzione sanitaria, di andare incontro alle esigenze dei cittadini e alle esigenze territoriali. E nell'ambito degli incontri con l'autore al Liceo Classico Empedocle è stato presentato il libro di Francesco Carofiglio, La stagione è bella, tante le domande che gli alunni hanno posto allo stesso scrittore. L'evento è stato coordinato dalla dirigente scolastica Marica Erika Gatto. Noi abbiamo seguito l'evento. Incontri con l'autore oggi al Liceo Empedocle con Carofiglio. Sì, oggi abbiamo l'onore, di avere anche il piacere di avere con noi Francesco Carofiglio, un autore di fama nazionale ma anche internazionale, che presenterà oggi il suo ultimo romanzo, La stagione è bella. Questo momento si va ad inquadrare all'interno del più ampio progetto Incontro con l'autore, ma anche nell'ambito del progetto giornalismo. Diciamo che al di là dell'incontro in sé per sé, che assume un valore importante per i nostri studenti che hanno letto il libro, hanno fatto delle apposite sessioni di studio su di esso, è importante per noi Liceo Classico e Musicale Empedocle far presente che in un'epoca in cui la tecnologia sembra ormai così avere la prevalenza, noi diamo ancora importanza alla carta stampata, così come al libro cartaceo da sfogliare e da tenere anche nelle proprie biblioteche domestiche. Quindi è importante per noi educare i giovani a questi valori nei quali profondamente crediamo e far capire l'importanza di un libro tra le cui pagine ognuno poi ritrova se stesso, cosa che ha ben detto anche l'autore. Non è importante il messaggio che lui personalmente vuole mandare, quanto il messaggio che ciascuno di noi possa ritrovare leggendo le pagine del libro e quindi ritrovando se stesso in fondo ed esperienze che poi sono anche comuni, come quella per esempio del lutto, perché la trama è incentrata proprio sulla perdita della madre da parte della protagonista, e quindi tematiche forti che sicuramente appartengono a tutti perché appartengono all'uomo. Rapidamente, Viola è la protagonista di questo romanzo ed è una donna che ha 40 anni. I ragazzi hanno letto tutti, quindi posso dire delle cose anche che insomma hanno a che fare poi col seguito della storia. E il suo percorso di rigenerazione, che corrisponde alla elaborazione di un lutto, la perdita della madre, è fatto di piccole tappe che lei non prevede. Una di queste tappe è l'incontro con Valeria, una ragazza parecchio più giovane di lei, entusiasta. Entrambe condividono la passione per il nuoto, perché Viola nuota ogni giorno nella piscina, si allena ogni giorno, è proprio lì che si incontra. Però è molto diversa da lei. Viola è una donna solitaria, una donna con una tendenza, caratteriale a costruire una sorta di fortino intorno a sé, no? Lo fa nel lavoro, lo fa nella vita. Gli stessi spazi della sua esistenza sembrano essere concepiti per proteggerla dal mondo. Valeria è l'opposto, è una estroversa che si accosta anche fisicamente, no? con le altre persone. Questo è un tipico inciampo della vita. Inciampo non è necessariamente una cosa negativa, è un tipico passaggio in cui c'è una piccola sterzata dell'esistenza. In questa storia c'è
ce ne sono diverse, grazie. Ce ne sono diverse in questa storia. Quindi la ricerca della felicità è un'illusione ottica, secondo me, però è giusto pensare di poterla cercare. Non bisogna pensare che la ricerca della felicità sia una cosa che si impara sul manuale, insomma. Si impara attraverso quello che ci accade nella vita e a volte si può essere felici anche in seguito a un dolore. Questa è la storia di elaborazione di un lutto che diventa in qualche modo una piccola ricerca della felicità. E sempre in tema di editoria, presentato il libro di Vincenzo Patti, Toccaferro, edito dalla casa editrice Medinova, presso la Sala Falzello del Museo Archeologico di Agrigento, evento coordinato dalla giornalista Margherita Trupiano. Le interviste. Un'interessante iniziativa oggi è la presentazione del libro, che ha voluto essere uno spunto per parlare della vita e della morte, e vediamo anche questo gusto che ci spiegherai anche le ragioni di questo tuo libro. Sì, tutto nasce da questo mezzo busto che mi ha dedicato lo scultore amico Lello Todaro, che leggendo il libro, casualmente il mio libro Toccaferro, si è ispirato e mi ha voluto donare di questo mezzo busto, e io sono felice di averlo accettato, perché me lo godo, me lo voglio godere da uomo vivo e non da uomo morto, perché solitamente i mezzi busti si dedicano quando uno non c'è più. E invece a me mi è stato fatto già in vita, ed è per me un'immensa gioia, anche perché è molto rassomigliante, devo dire, e quindi è sempre un dono prezioso che un amico fa per lo sforzo artistico che uno intende sempre portare avanti in tutti i momenti della sua vita. Tutto qua. Ringrazio naturalmente Margherita Trupiano di TVA, giornalista bravissima di TVA, per avere avuto l'idea di mettere in atto questa manifestazione importantissima, assieme naturalmente all'editore del mio libro, nella persona di Antonio Ridotta Medinova, e poi insomma tutte le persone che si sono spese ad intervenire, come la Montalbano, la Lillo Montaperto e tantissimi altri personaggi che sono intervenuti, i quali hanno relazionato abbondantemente, facendomi addirittura emozionare in certi momenti per le parole che hanno saputo spendere a favore di una persona umile e che conta poco come me, insomma. La gente, il pubblico che si è spostata da Favara e di altri paesi del vicinato per rionorarmi, ed è stato per me una gioia che porto nel cuore e non lo dimenticherò mai. Ecco, Toccaferro sinteticamente che messaggio lancia? Ma il messaggio che è una storia, diciamo, un libro, c'è tanta metafora sotto, insomma è un libro che secondo me bisogna leggerlo, e sotto la battuta scherzosa, sotto si nasconde magari la verità in certi momenti, in altri momenti magari no, e per cercare di superare possibilmente la paura della morte che affligge un po' tutti, a me in particolare, e che cerco magari di superarla così, ma lo faccio anche in pittura con le mie pietre, principalmente con la pittura. Quando io parlo con le mie pietre, ormai mi conoscono come il pittore che parlo con le pietre, quindi figuratevi. Tutto qua. Antonio Ridotta, editore di Medinova, oggi un interessante convegno dove si è presentato il libro di Enzo Patti, Toccaferro, un momento anche in cui si è discusso di vita e di morte. È un libro che apparentemente può sembrare
molto particolare e addirittura far paura, perché si tratta di un tema molto delicato, ma è la vita stessa che è delicata, che è forte, che è importante. E allora oggi in questo incontro, in questo convegno, si sono toccati i diversi aspetti appunto del senso della vita e della morte, ma come? Attraverso la letteratura, attraverso le arti figurative, attraverso le tradizioni. E abbiamo voluto farlo proprio a ridosso della ricorrenza dei morti, proprio per mettere un punto preciso su un tema così molto delicato. Esorcizzare la morte, non tanto questo, ma quanto parlare dell'importanza e i riflessi che ha la qualità della vita e la qualità della fine della vita, e di questo percorso dove tutto si deve affrontare anche con il sorriso, e alla fine Toccaferro tratta tutta questa materia con il sorriso, con ironia più che altro, e diventa un punto importante per la letteratura. Continua il caro voli anche a novembre, ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Ci risiamo con la puntualità di sempre, come ogni anno a partire dal mese di novembre. Come la rima di una canzone, si potrebbe dire che quando il Natale si avvicina e diventa per l'appunto un tormentone, ritorna anche lo spettro caro voli, con picchi che in alcune tratte sfiorano già i 600 euro in andata e ritorno, senza bagagli, stive e senza posto prenotato, evitando di citare le compagnie di riferimento per avvantaggiare uno o l'altro vettore, simulando una permanenza in Sicilia, per esempio, dal 21 dicembre sino al 6 gennaio, periodo clou delle feste natalizie, con volo da Bologna a Palermo e viceversa. Il costo dei biglietti per un passeggero con un solo zaino e rigorosamente in classe economy va, pensate, da un minimo di 408 ad un massimo di 575 euro, tralasciando comunque i voli quasi impossibili, ossia quelle alle prime luci dell'alba, sull'asse Milano-Palermo nelle stesse date con le stesse modalità di viaggio. L'asse varia dai 416 ai 579 euro, mentre sulla Milano-Catania l'intervallo dei costi sale a 520 sino a 586 euro. Protestano già turisti e imprese. Ma facciamo un passo indietro. I residenti in Sicilia possono infatti contare ancora sul bonus voli istituito dalla Regione, che prevede il rimborso del 25% del prezzo del biglietto sulle tratte nazionali. La misura viene confermata infatti anche quest'anno e ci sono fondi in più che potrebbero portare lo sconto al 30% sui voli di Natale, ma il provvedimento copre solo parzialmente l'aumento dei prezzi. Restano invece completamente scoperti i turisti che rischiano di essere scoraggiati dal raggiungere l'isola per le vacanze. Il settore turistico siciliano teme dunque pesanti ripercussioni dopo le positive performance della stagione estiva che proseguono ancora adesso e che facevano ben sperare per il proseguimento della ripresa. Le associazioni di categoria sono dunque sul piede di guerra. Il caro voli fa sì che sia sempre più proibitivo raggiungere l'isola durante le festività natalizie, protesta il presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti. I prezzi alti rappresentano una barriera che può minare alla base le ambizioni di rilancio del settore destinato ad accontentarsi solo del turismo mordi e fuggi. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina, che dice serve una seria programmazione politica che tenda nel lungo periodo a calmierare i prezzi. Il resto sono pannicelli caldi, insomma gli operatori chiedono interventi strutturali per evitare il ripetersi di questa situazione di anno in anno. Linea alla regia per la pubblicità. Dona una treccia, dona un sorriso, è stata questa l'iniziativa organizzata dal Leo Club Agrigento. Con una semplice ciocca dei tuoi capelli si possono aiutare i malati oncologici, un piccolo gesto, quello della donazione, che
può cambiare la qualità della vita di molte donne. Le interviste ai protagonisti. Noi del Leo Club Agrigento Host ci troviamo oggi qui presso la parrocchieria di Nino Montana per riportare alla luce un service che da un paio di anni che non si mette in pratica, un service che tratta una tematica che a noi sta molto a cuore, una tematica delicata, per noi è grande motivo di orgoglio poter metterci al servizio di chi ne ha bisogno in questo caso. Dove c'è un bisogno c'è un Leo, noi sicuramente dobbiamo essere presenti lì dove ce ne sia la necessità. Oggi facciamo partire questa raccolta, questo service, il service Dona una treccia, dona un sorriso. Quindi chi vuole da oggi può venire a donare una ciocca dei propri capelli. Le ciocche raccolte verranno messe a disposizione di associazioni che si occupano proprio di confezionare delle parrucche da poter dare a quelle donne che per problemi, ahimè, di salute non possono più portare capelli. Quindi secondo me non andiamo a donare solo un sorriso, ma andiamo anche a dare fiducia, andiamo anche a dare coraggio a queste guerriere. Bene, per me aderire a una iniziativa così importante quando Francesco mi ha proposto questa iniziativa di raccolta dei capelli, per me era scontato partecipare. Già in passato io ho cercato di sensibilizzare la mia clientela quando c'erano i presupposti tali da poter fare questa raccolta, ho cercato sempre di sensibilizzare i miei clienti. Naturalmente in passato non avevo un'associazione di riferimento e quindi consegnavo di nuovo i capelli alla cliente e poi per questo ci dovevano pensare loro, seguendo il loro istinto su quale associazione fare la donazione. Oggi invece abbiamo questa possibilità di raccolta direttamente qua in salone e tutto è molto più semplice. Già abbiamo iniziato ad avere delle adesioni da parte di alcune clienti, delle ragazze che hanno voluto cambiare il look proprio in funzione della donazione, non così perché si erano trovate nel caso di dover tagliare, ma proprio sono venute proprio per effettuare questo cambio look, ma con l'intenzione proprio di donare questa quantità di capelli. A Castellammare del Golfo prove tecniche di economia turistica. I colleghi di Trapani. Da 22 anni. Le è capitato mai un mese di novembre pieno di turisti? Sinceramente no, questi 22 anni ci sono state molte variazioni, Castellammare è cresciuta tanto e in questo periodo non c'erano tutti questi turisti, soprattutto sono turisti che sono stabilmente, non sono turisti solo di passaggio. Questo naturalmente complice anche il bel tempo, anche per le prossime prenotazioni future e quindi ci fa ben sperare nei prossimi anni. Di norma negli anni precedenti quando iniziava il periodo delle ferie invernali? Se ne parlava sempre a novembre. Già da questi tempi iniziava a programmare la chiusura invernale? Sì. Siamo qui a discutere che ci sono turisti e quindi conviene rimanere aperti. C'è ancora un sacco di gente in giro. In realtà sono tutte Nord Europa, americani, ci sono ancora in questo momento, anche francesi, diciamo un misto. In questo periodo ho sentito parlare che ci sono molte prenotazioni e quindi molta presenza. Certo non siamo a livelli di piena come luglio-agosto, quando la massa esce tutta e quindi di norma è quello il periodo. Ci fa ben sperare di un prolungamento della stagione estiva. Programmato che per gli altri anni dovrà cambiare anche la sua tabella di marcia? Sicuramente sì, dobbiamo cambiare perché naturalmente andando dietro anche all'offerta turistica giustamente dobbiamo anche noi
essere in grado di estendere e soddisfare, diciamo, il turista. Il governatore della Sicilia Schifani diceva l'altro giorno che dobbiamo abituarci a questo clima, ad avere turisti destagionalizzati. Siamo sulla buona strada e già anche le presenze attuali ce lo dimostrano. Diciamo che Castellammare inizia davvero a parlare di economia turistica dal 2024 in poi. Certamente sì, finalmente il turista viene proprio stabilmente. Su 12 mesi di calendario, parlando di mesi, il turismo a quando siamo arrivati come mesi, secondo lei? 4/5 ci siamo? Sì, ma anche, diciamo, anche così possiamo anche sperare anche in 8 mesi di turismo. E in piazza Municipio a Messina si è svolta la manifestazione Un riciclo da paura, le interviste. Questa mattina in piazza Municipio per un riciclo da paura, cosa significa? Questa qui è una manifestazione, intanto da precisare, si chiama Ricomincio da 3, è un progetto finanziato dal Ministero che praticamente qui a Messina viene messo in atto da studenti. A studenti ci ha chiamato perché noi come associazione Impronte solitamente durante l'anno realizziamo tantissimi laboratori creativi per bambini, quindi abbiamo sposato felicemente l'idea, insomma, di intrattenere le classi delle scuole primarie qui in piazza stamattina. E niente, praticamente la cosa è semplice, significa sensibilizzare i bambini verso l'ambiente e il riciclo. Hanno portato un piccolo rifiuto, in cambio ricevono una piantina che è stata messa a disposizione dall'azienda demaniale delle foreste di Messina. Qual è la risposta che avete avuto? Siamo contenti perché la manifestazione è stata organizzata anche dal Comune di Messina, che si è messo subito a disposizione nella persona dell'assessore Alessandra Calafiore, e diversi istituti scolastici stanno partecipando sia ai laboratori che all'attività della consegna dell'alberello. Siamo felici della riuscita della manifestazione. A Studenti, con il patrocinio del Mimit, ha avviato una campagna che si conclude oggi, fra l'altro, con questi ecotour, dove si spiega tutti i criteri necessari per un'economia circolare, e ai bambini, che ci portano dei rifiuti tipo plastica, noi diamo in cambio una piantina fornita fra l'altro dalla Forestale, dal servizio di Messina della Forestale. Lo si fa con i più piccoli perché, ecco, si cerca di trasmettere questo messaggio che l'ambiente è importante. I bambini sono probabilmente i più sensibili a questo argomento, sono anche un terreno più fertile, si deve cominciare a non buttare per terra la carta delle caramelle. A casa non lo fai neanche per strada, nella città, perché è tutta casa nostra, la terra nell'insieme è tutta la nostra unica casa, l'unico pianeta. E sensibilizzarli su questo, non educarli, sensibilizzarli, perché la sensibilità secondo me è l'aspetto fondamentale, no? per far proprie certi comportamenti, per far proprie certe idee. Passiamo ora allo sport, finisce con un pareggio senza reti la partita tra l'Acagas e la Regina per 0-0. Ce ne parla meglio in questo approfondimento il collega Carmelo Lentini. Finalmente un Acagas tonico, combattivo e concentrato al massimo, che in determinati momenti è riuscito a mostrare i muscoli alla blasonata Regina, mancando per un 1-0 alla rete della vittoria. Ma le emozioni si sono state subito registrate su entrambi i fronti, per cui alla fine dei conti il pari è risultato equo ed onesto. Il giovane esterno biancazzurro Tucci al limite dell'area calcia un velenoso pallone al secondo minuto che si stampa sulla traversa di Lazar. Al nono doppia opportunità col Nello Fa, sul cui tiro gli viene respinto da Lazar,
Poi sulla ribattuta Palazzolo ribadisce in porta, ma Cham si trova sulla traiettoria ed evita lo svantaggio. Al 15° l'Acregas continua ad attaccare a testa bassa e con Palazzolo impegna severamente l'attento portiere Lazar, che respinge distinto evitando la capitolazione. È un Acregas che non ti aspetti, che sta mettendo alle corde la quotata Regina. Al 23° si fa vedere la compagine Amaranto con Ragusa, che servito da Renelus scarica con forza verso la porta Cragantina, ma Dregan devia in angolo. Non passano 2 minuti che la compagine di Pergolizzi si ripropone ancora in avanti con Cham, ben servito dall'ex biancazzurro Salandria. Il pallone batte forte sulla gamba della Cragantino De Marino e sta per infilarsi all'angolo basso, rischiando l'autorete, ma una provvidenziale respinta di Dregan evita il peggio. Termina senza ulteriore sussulto un elettrizzante primo tempo. Inizio secondo tempo da brividi per l'Acregas di Bonfatto. La Regina effettua un lungo lancio con Salandria per il veloce Ragusa. Nell'azione De Marino e Dregan si scontrano platealmente, ne approfitta Barraco che tira prontamente in rete, ma sbaglia mira. Al 67° altra occasione per la Regina con Girasole, ma il tiro va fuori. La Regina ci crede e sottopone la difesa di casa a duri attacchi. All'84° in semirovesciata Girasole, sempre lui, indirizza verso la porta avversaria, ma Dregan si fa trovare pronto alla respinta. Altra emozione Amaranta all'86°, sempre con Girasole, che prima ferma il pallone con il petto e poi in mezza girata fionda in porta, ma sulla linea di porta salva Meola. Finisce in parità tra gli applausi del pubblico di casa e dei tifosi Amaranto. In sala stampa dell'Acregas nessuno ha rilasciato dichiarazione su ordine specifico del patrone Giuseppe Deni. Infine, mercoledì prossimo l'Acregas scenderà in campo per i 32esimi di Coppa Italia contro l'Enna. No, intanto volevo permettermi, a nome mio personale, di scusarmi con l'Acregas perché su una situazione di un pallone da buttare fuori c'è stato un malinteso, credetemi che c'è stato un malinteso, se no non lo sarei venuto a dire, quindi credo che sia la priorità, perché noi non vogliamo essere agevolati da situazioni che noi come società e come giocatori siccome facciamo del calcio cercheremo sempre di fare le cose nel migliore dei modi. Io rappresento la mia squadra, quindi questo lo chiedo scusa all'Acregas perché credo che in un pallone bisognava restituirlo, ma c'è stato un malinteso, questo probabilmente, non essendoci nessuno per terra, c'è stata questa casualità. Per quanto riguarda la partita, ha detto bene lei, io credo che i primi 25 minuti non l'abbiamo fatti da Regina, abbiamo giocato non bene, lunghi, quello che ho detto io nel fine primo tempo, lunghi, molto in ampiezza e non stretti. Eccellente prestazione del Castrum Favara, che si impone per 3-1 a Pompei. Prosegue quindi la sua scia positiva con 5 risultati utili che fanno salire la squadra nella parte più alta della classifica del campionato di Serie D Girone I. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Una superba Castrum Favara passa da autorità a Pompei e batte i campani per 3-1. I ragazzi di mister Pietro Infantino sono stati determinati, dinamici e dopo aver subito il vantaggio su calcio di rigore sono riusciti a ribaltare le sorti dell'incontro realizzando 3 reti e portando a casa 3 punti importantissimi che la proiettano nella parte alta della classifica. Pompei e Favara si sono ritrovate di fronte a distanza di 6 mesi, era il 26 maggio quando giocarono la semifinale nazionale playoff per la promozione in Serie D. Questa volta sono i giallo-blu che tornano a casa da vincitori. Per il Favara la partita si era messa subito in salita, al 12° Carnevale viene sgambettato in aria e di piazza dal dischetto spiazza Scuffia e realizza l'1-0. Il Favara non si scompone e inizia a conquistare campo. Prima del riposo, gran gol di Palma, che era stato l'autore della doppietta con il Locri, che con una rovesciata dalla lunetta supera il portiere Rizzuto e firma il pareggio.
Ripresa a ritmi più bassi, ma con il Favara in pieno controllo di partita. Al 79esimo Scalia è entrato ad inizio di ripresa con un grande destro ad incrociare, batte Rizzuto. All'84esimo Scuffia con una strepitosa parata evita ancora il pareggio. Prima del triplice fischio all'85esimo il gol del 3-1, un eurogol di Ouattara che all'altezza del dischetto del rigore, spalle alla porta, realizza con una spettacolare rovesciata. Ma ecco le interviste di fine gara. Sì, sono soddisfatto perché siamo partiti dallo 0-1, sotto di un gol dopo 10 minuti, ma la squadra ormai ha una sua mentalità, un suo modo di giocare che ci ritroviamo sempre. I complimenti li devo fare ai ragazzi per la maturità che hanno avuto nei momenti di difficoltà, hanno fatto sempre gruppo, sapevamo che c'erano delle difficoltà perché è arrivato un allenatore che io stimo tantissimo, gli ho fatto un grosso in bocca al lupo, ma lui per le sue capacità umane, capacità tecniche, risolverà un po' di problemi che magari oggi si sono visti, però non dico che il Pompei non ha fatto una grande partita, ma hanno trovato forse come un avversario che in questo momento la gamba gira, ci troviamo in campo e secondo me la vittoria è molto, molto meritata. Ma sicuramente credo che anche oggi abbia fatto una grande prestazione di squadra. Alla fine l'importante è sempre il collettivo e aver raggiunto e portato a casa i 3 punti. Sapevamo comunque di incontrare una squadra costruita per una classifica importante, anche se la loro classifica attuale non rispecchia le loro qualità, le loro potenzialità, però comunque sapevamo di quello a cui andavamo incontro. Ovviamente abbiamo fatto la nostra grande prestazione, abbiamo dato intensità, è normale che ci sono dei momenti in cui la partita in cui bisogna soffrire, però l'abbiamo fatto egregiamente, penso. La squadra secondo me sta viaggiando ad ottimi ritmi. Entrare con i compagni che sanno quello che fanno, con il mister che ti dà le indicazioni giuste non solo la domenica ma giorno dopo giorno durante la settimana, viene tutto più semplice, quindi è merito sicuramente della squadra. Siamo tutti eventi uguali, tutti siamo allo stesso livello, infatti dimostriamo che chi entra fa bene, chi gioca fa bene ugualmente. Il gol a chi lo dedichi? Lo dedico senza dubbio a mio fratello, a tutta la mia famiglia, alla mia ragazza, che sono la parte fondamentale della mia vita, che sicuramente non mi lasciano mai da solo. Sì, mi sono emozionato perché sono molto contento e perché anche ho attraversato un periodo un pochino difficile e quindi questo gol mi ha liberato e mi permetterà di credere in me stesso e di andare avanti lavorando con umiltà. Ecco, noi speriamo che questo gol assolutamente ti aiuti a conservare questo sorriso. Non so se c'è qualcuno a cui vuoi dedicarlo o magari a te stesso. Sì, io vorrei dedicare questo gol in primis al direttore e al mister che hanno creduto in me e alla mia fidanzata che ha sempre creduto in me anche nei momenti dove le cose si erano messe male, e voglio dedicare pure questo gol a tutti i miei compagni di squadra e alla società e ai tifosi di Favara. Vediamo ora un'ampia panoramica sportiva relativamente agli eventi di domenica curata dal collega Carmelo Lentini. Ed ora i risultati della Serie D Girone I, Imprese Perlicata e Castrum Favara, entrambe vincitrici in questa 10ª giornata di campionato. Il Castrum Favara ha espugnato il campo del Pompei per 1-3, mentre il Licata ha superato il Città di Acireale con lo stesso risultato e allungano in classifica generale. Pari con la mare in bocca per l'Acregas che, come detto prima, ha sciorinato una gara generosa contro l'Attolocata Regina. Guadagna posizioni anche la San Cataldese che espugna il rettangolo di Locri per 0-1, mentre il Paternò vince il derby con il Sant'Agata. Sotto di 2 reti invece la Nissa supera la Vibonese dopo una esaltante rimonta per 4-2. Perdono Enna 0-4 con il Siracusa e Ragusa a Vibo Valencia per 2-0. In eccellenza, grazie alla vittoria con il Castelbuono per 2-0,
L'Unitas sciacca, guadagna qualche posizione in classifica generale e si posiziona al secondo posto, a ridosso delle due capolista Athletic Club Palermo e Don Carlo Misilmeri. I punti di distacco dalla vetta sono appena 2 e domenica si gioca sul campo dell'Oratorio Marineo. Termina in parità 1-1 lo scontro al vertice tra Gela e Athletic Club Palermo, mentre termina in favore del Marsala il derby con l'Accademia Trapani per 2-0. E concludiamo con la promozione impressa dal Camarat, che svanga il rettangolo del riposto per 0-3 e mantiene salda la seconda posizione in classifica generale ad un solo punto dalla vetta. Brutta sconfitta interna del Gemini, che cede al cospetto del Giarre per 0-2 e perde terreno in graduatoria. L'Aragona ha osservato il turno di stop e ne soffre la classifica perché sia Giarre ha vinto e Nicosia ha pareggiato. Hanno conquistato tutte e due dei punti preziosi. La compagine aragonese è in ritardo dalla vetta di 3 punti. Casteltermine fermata in casa dal Belpasso per 0-0. Il prossimo turno vede l'Aragona impegnata in casa con il San Domenica Vittoria, il Camarat al Salaci con il Serra di Falco, il Casteltermine fuori con il fanalino di coda San Pietro Calcio e il Gemina Villarosa contro il San Sebastiano. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi li potete visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.